Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Il mondo al contrario risale al 2020, per cui grazie al brano del Piccolo Coro dell'Antoniano abbiamo scoperto dove ha tratto ispirazione per il suo libro Il famoso e onorevole generale e qual è l'età mentale giusta per aderire acriticamente, totalmente, passionalmente ai dettami del follemente corretto di cui parleremo oggi con il professor Luca Ricolfi, che spero mi perdonerà per questa burlesca introduzione. E dovrebbe essere in collegamento con noi il professor Ricolfi. Buongiorno professore. Buongiorno Giulio. Allora, mi sono permesso di fare questa piccola stupidaggine iniziale. Il mondo al contrario era una canzone del Piccolo Coro dell'Antoniano, ripeto, del 2020, no? Nella quale 44 gatti in famosa fila, eccetera, eccetera, si avventuravano appunto nel mondo al contrario. Credo di aver fatto una pessima battuta e anche scorretta, e oltre che stupida, dicendo che è appunto l'età giusta, quella lì del Piccolo Coro dell'Antoniano, per prendere per buoni i dettami del follemente corretto, che invece in realtà è una cosa molto seria, visto che il professor Ricolfi ha pubblicato da poco un libro edito dall'editrice La Nave di Teseo, intitolato Il follemente corretto, l'inclusione che esclude e l'ascesa della nuova elite. Quindi la questione, che potrebbe sembrare ridicola, ma c'è anche un brano del libro, professore, ne parleremo dopo, nel quale si parla proprio di questo, cioè cose che ci sembravano ridicole o semplicemente comiche, assurde fino a poco tempo fa, non lo sono più diventate così tanto ridicole e comiche, sono prese sul serio e servono anche, diciamo così, a generare degli effetti sociali, oltre che politici ed economici in parte. Parleremo di tutto questo perché il suo libro contiene tutti questi aspetti. Luca Ricolfi, come tutti sapete, sociologo, docente di analisi dei dati, fondatore della rivista di analisi elettorale Polena e l'Osservatorio del Nord-Ovest, presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume, c'è anche un bel sito stimolante, fondazionehum.it. Fra i suoi libri Perché siamo antipatici, dove cominciava a riflettere sui guai della sinistra nel 2005, Illusioni italiche, Il sacco del Nord, libro di perenne attualità sulla questione del dare e avere anche a livello fiscale, produttivo e in tema di cosiddetto federalismo, L'enigma della crescita, Sinistra e popolo, La rivoluzione del merito. Ha pubblicato poi, più di recente, La società signorile di massa, che è una definizione straordinaria dei tempi attuali, nel 2021 La notte delle ninfee e, insieme a Paola Mastrocola, Il danno scolastico, di cui pure abbiamo parlato qui.
e il manifesto del libero pensiero. Ma veniamo all'oggi, professore. Lei oggi si sente abbastanza tab o mica troppo tab? Giusto per entrare nel vivo di una definizione che nel libro è ampiamente commentata. No? Qualcuno ci dirà, ma questi qua di che cosa stanno parlando? E in effetti, insomma, è così. Ma insomma, lei è tab o no oggi? Oggi, ieri, domani? Allora, questo acronimo significa in sostanza essere temporaneamente equipaggiati con un corpo abile, che è l'eufemismo Per dire normali. Per dire, noi diciamo normali, noi persone normali diciamo normali, invece chi è vittima del politicamente corretto, nella sua versione folle, quella di cui parlo nel mio libro, preferisce usare questo demenziale acronimo per non dover pronunciare la parola normale. E quindi l'idea è che sì, ci sono persone disabili, ma intanto non le chiamiamo disabili, ma le chiamiamo con una disabilità, come se fosse una dote. E poi vogliamo ricordare a tutti coloro che fossero sani, stessero bene, fossero normali, non avessero stranezze, che lo sono temporaneamente, perché può sempre succederti un incidente. Quindi non è che tu sei abile e gli altri non sono abili, tu sei temporaneamente equipaggiato con un corpo abile. Che è il Questa massimo è del rispetto potenziale, possibile, immaginabile che si può avere verso l'universo mondo, no? Sì, del rispetto, diciamo, formale, illusorio e demenziale, perché quello non è rispetto, almeno dal mio punto di vista. Ecco, infatti è uno delle chiavi di lettura del suo libro questa cosa, no? Per cui uno si sente oppure è spinto ad adottare una forma di rispetto assoluto, totale, formale, ma nella sostanza e nella realtà le cose non funzionano così. Comunque, arriveremo anche al TAB, cioè al temporarily able-bodied, all'inglese, temporaneamente equipaggiato con un corpo abile, che è una cosa che solo a pronunciarla, diciamo, genera un certo sconcerto, no? Comunque, nella nota iniziale al libro e al lettore, lei scrive, professore, questo libro è la conseguenza di una rinuncia, in qualche modo, perché avevo pensato di scrivere un dizionario del politicamente corretto. Al contrario, lei ha detto che questa opera rischiava di essere infinita. E quindi come si arriva a questo libro e perché? Perché alla fine lei ha detto, insomma, se non ho capito male, conviene indagare i meccanismi del funzionamento del follemente corretto, come lei ha ribattezzato, l'evoluzione di quello che un tempo era il politicamente corretto. Poi le chiederò anche le differenze fra il politicamente corretto e il follemente corretto. È importante capirne il funzionamento più che fare un dizionario dalla A alla Z, no? Sì, diciamo che in realtà non è stato un percorso così intelligente da parte mia, è stato un percorso banale. Cioè io avevo cominciato a scriverlo, questo benedetto dizionario del follemente corretto, avevo già fatto una 50 di voci e poi però mi sono reso conto che stavo tenendo traccia di tutto quello che usciva, che avrei dovuto avere 20 assistenti che mi aiutavano non solo a scrivere il dizionario, ma anche a aggiornarlo. Avremmo dovuto aggiornarlo ogni mese, se non ogni settimana. E quindi è stata una ragione banale per cui ho detto no, questa qui mi sono imbarcato in un'impresa impossibile, facciamo una cosa più realistica. La cosa più realistica per me è stata, da un lato, fare una selezione di episodi che illustrano bene il passaggio dal politicamente corretto al follemente corretto. Tra poco spiego in cosa consiste la differenza. E ne ho selezionati una quarantina di questi episodi. Ne ho in serbo almeno altrettanti, avrebbero potuto essere un centinaio anziché una quarantina. Però non ho fatto solo questo. Dopo aver selezionato questi episodi ho provato a ragionarci su e a vedere perché è nato, come è nato, ma soprattutto, dato che io faccio il sociologo, quali conseguenze sociali ha il follemente corretto, perché si tende a pensare che sia un fenomeno che riguarda la lingua e soprattutto prevalentemente la lingua, però è molto di più. Però magari spieghiamo un attimo la differenza, perché se no sembra una boutade, che io lo chiamo follemente corretto. Tra l'altro il copyright è suo, no, professore, follemente corretto? Sì e no, nel senso che nessun altro autore l'ha mai usato, però l'espressione è comparsa sul Fatto Quotidiano del 12 gennaio 2017
nel catenaccio di un articolo che si occupava appunto di politicamente corretto, e un ignoto redattore ha fatto questo catenaccio per sottolineare che quello di cui parlava l'articolo era folle. Io ho trovato questa cosa, non so chi sia questo redattore, e poi sono stato però l'unico ad utilizzarlo fra gli studiosi. Comunque spieghiamo la differenza magari. La faccio sul terreno del linguaggio, ma poi vedremo che il follemente corretto è molto di più. Allora, sul terreno del linguaggio posso fare questo esempio. Le parole cieco e nano sono squalificate grosso modo dalla metà degli anni 70, cioè da mezzo secolo. Non si dice più nano, ma si dice persona di bassa statura, non si dice più cieco, ma si dice non vedente o ipovedente. Questo era il politicamente corretto, che non era una cosa così tremenda, anche se fu notato subito da una scrittrice importantissima italiana, di grande fama e di grande prestigio, cioè Natalia Ginzburg. Lei negli anni 80, in 2 articoli, uno sull'Unità e l'altro sulla Stampa, notate che lei era comunista, disse questa qui è una cosa che non va bene perché è ipocrita. Cioè noi fingiamo di preoccuparci, che so io, dei bidelli, li chiamiamo collaboratori scolastici, ma poi non ci occupiamo degli stipendi dei bidelli. Ci preoccupiamo delle donne di servizio, non le chiamiamo donne di servizio, le chiamiamo colf, ma poi in casa fanno tutto loro. Quindi lei diceva è una cosa molto ipocrita. Ma torniamo alle nostre 2 parole, cieco e nano. Per qualche decennio ci hanno detto che non era il caso di usarle, era meglio sostituirle con altre parole. Adesso cosa succede? Che un professore italiano che si occupa di biologia evoluzionistica, quindi uno scienziato in sostanza, scrive un libro in inglese, lo mandano a una casa editrice americana e riceve una lettera nella quale gli si dice il libro va benissimo, ci sono solo 2 parole da cambiare, cieco e nano. Fin qui sembrerebbe il politicamente corretto classico, no? Abbiamo appena detto, non si può usare cieco e nano, dobbiamo usare dei sostituti. Ma attenzione, in che contesto comparivano le parole cieco e nano? Comparivano nella frase l'evoluzione è cieca, cioè l'evoluzione della specie non segue un piano, ma avviene per selezione naturale, e nella tale isoletta esiste l'elefante nano. Allora voi capite che se non possiamo usare nano e cieco anche per dire che la fortuna è cieca, che l'evoluzione è cieca, o che esistono le nanotecnologie o che esiste l'elefante nano, abbiamo fatto un salto di demenza. Siamo passati da una cosa discutibile ma ancora accettabile come politicamente corretta a una cosa ridicola che è il follemente corretto. Ecco, questo è l'esempio più chiaro, no, della differenza del salto. Però se hai voglia, Giulio, possiamo parlare anche di tutti gli altri aspetti, perché la tesi del libro è che sì, il follemente corretto inquina il linguaggio, ma non solo il linguaggio. Questo è il punto, perché questo esempio che lei, professore, ha appena fatto, no? È chiarissimo per comprendere il passaggio. Io sono permesso di dare del tu. No, ci diamo del tu. Allora. No, ci diamo del tu, facciamo prima, professore. Facciamo che darcelo. Sì, è anche più sciolto anche per me, oltre che essere un onore. Comunque, tu dicevi appunto poco fa che le conseguenze del follemente corretto non si limitano al linguaggio, perché bene o male, pur in una chiave che diventa quasi, diciamo, quasi ridicola, no? Con tutto il rispetto, però se ci limitiamo al linguaggio ci fermiamo lì. E invece non è questo il portato della espansione del follemente corretto, perché tu scrivi già in premessa, poi nella seconda parte del libro queste argomentazioni vengono riprese più in dettaglio, perché lo dico a beneficio di chi ci sta ascoltando, il libro è suddiviso sostanzialmente in 2 parti. No? Nella prima parte, come tu hai accennato, vengono fatti determinati esempi di follemente corretto in azione, cioè esempi pratici. Poi ne citiamo qualcuno perché sono significativi, oltre a quello chiarissimo che hai citato tu, le parole cieco e nano. Nella seconda parte del libro invece c'è una parte più riflessiva sulla genesi, le contraddizioni, le conseguenze anche
socio-economico-politiche dell'adozione del follemente corretto e della sua espansione. Però già in premessa tu scrivi che questo modo di passare dal politicamente corretto al follemente corretto, che ci hai illustrato bene prima, ha fatto perdere il senso delle proporzioni, no? La capacità di distinguere i grandi problemi sociali da quelli minori o addirittura soggettivi o perfino artificiali e amplificati. Tutto questo evidentemente ha conseguenze appunto non solo sul linguaggio e sul pensiero o comunque sul dibattito accademico, intellettuale, ma conseguenze sociali e politiche. E allora te lo chiedo subito, quali conseguenze sociali e politiche derivano da questa adozione e espansione del follemente corretto? Ma sono veramente tante. Io comincio a raccontarne qualcuna e poi vedremo se ci sarà il tempo di parlare di tutte. La prima conseguenza è un aumento della frattura, scusate, della frattura fra ceti alti e ceti bassi. Sì. Dato che il follemente corretto è un dispositivo molto sofisticato, per cui per esempio c'è tutto il problema dei pronomi, dell'uso del pronome giusto quando parli delle persone, non solo con le persone transessuali, ma semplicemente con chi ha un'identità particolare e vuole essere chiamato con certi pronomi. Ecco, apro un parentesi, c'è una tabella incredibilmente efficace sotto questo punto di vista nel libro, no? Chi lo leggerà la troverà. E io devo dire che ho imparato qualcosa perché non sapevo che esistessero tutti questi pronomi. Anch'io quando l'ho visto non ci credevo, poi ho visto che facevano sul serio. Allora, voglio dire questo, se l'adesione al follemente corretto comporta un livello di sofisticazione linguistica fortissimo, per cui devi usare i pronomi giusti, non puoi usare certe espressioni, devi usare delle circonlocuzioni quando parli di qualcosa. Se è così, questo automaticamente crea una frattura con la gente semplice, con i ceti popolari, con chi è una persona ordinaria e non ha né il tempo, né la voglia, né la possibilità, né le risorse per stare dietro a tutto il folle dibattito che c'è in questo mondo. Vi faccio un piccolo esempio demenziale. C'è anche un dibattito su come bisogna chiamare i barboni, i senza tetto, per cui ci sono 4 termini inglesi e si discute se devono essere unsheltered, devono essere unhoused, devono essere homeless, o qual è il modo corretto di nominarli. Allora, se voi capite che se una persona, per essere accettata nelle cerchie che contano, deve maneggiare tutto questo armamentario, i ceti popolari sono ancora più esclusi, non hanno nessuna possibilità di accesso. Quindi la conseguenza macro-sociale del follemente corretto è aumentare il senso di superiorità, direi culturale, dei ceti alti rispetto ai ceti bassi. Cioè che vengono bollati, tu scrivi, come la pancia del paese. Questa è un'altra cosa bruttissima del woke, per cui quando qualcuno non aderisce al pensiero follemente corretto viene bollato come rozzo, insensibile, e si usa anche in Italia l'espressione la pancia del paese. Per esempio sull'immigrazione si dice la destra utilizza degli schemi semplicistici, non capisce la complessità del problema e ottiene i voti perché parla la pancia del paese. Quindi c'è un disprezzo verso i ceti popolari che è sostenuto dal follemente corretto. Questa è una macro conseguenza. Sì. Poi ci sono delle conseguenze, scusate, un po' di catarro stamattina. Poi ci sono invece delle macro conseguenze che riguardano categorie particolari. Io dedico una buona parte del libro alle donne. Sì. Le donne sono la vittima principale del follemente corretto, in particolare a conseguenza del cosiddetto self-id. Sì. Fa parte dell'ideologia del follemente corretto che il genere, quello che noi chiamavamo un tempo il sesso e che adesso viene chiamato il genere, possa essere scelto arbitrariamente
addirittura andando all'anagrafe, cioè non stiamo parlando dei cambiamenti di sesso con operazione chirurgica, un medico, uno psicologo, di cui si parlava un tempo. Stiamo parlando del fatto che io stamattina vado all'anagrafe e dico: oibò, io non voglio più chiamarmi Luca e voglio chiamarmi Giuseppina. Mi viene cambiato il nome, mi viene cambiato il genere, quindi al posto della M di maschio sulla carta d'identità compare F, ma dopodiché io sono a tutti gli effetti una donna. Quindi se c'è una chiamata alle armi, non mi chiamano. Se sono delle quote rosa, vengo chiamata. Non solo, ma supponete che io sia un carcerato maschio, sono Luca Ricolfi, finito in carcere per, che so io, molestie sessuali. Arrivo in carcere e sono terrorizzato di essere menato dai miei compagni di cella. E allora dico: no, io non sono Luca Ricolfi, sono Giuseppina Ricolfi, voglio andare nei reparti femminili delle carceri. E questo succede. Cioè, nei paesi che hanno adottato il self-id, questo è successo. Ci sono dei detenuti biologicamente maschi che si autoproclamano femmine e finiscono nei reparti femminili, dove ovviamente mettono a repentaglio la sicurezza delle donne. Ma il caso più noto di cui mi piace parlare è quello delle atlete, perché uno può dire: vabbè, la questione delle carceri per adesso sono numeri piccoli, ma nello sport atlete, è diversa la cosa, già. Ci sono centinaia di atlete che sono state escluse dalle finali dei loro sport semplicemente perché dei maschi che si percepivano come donne sono stati ammessi alle gare femminili. Il caso più famoso è quello della Kelif, sì. Che in realtà non è un maschio, non si sa bene cosa sia, si dice che sia un intersessuale. Comunque non è una donna. Sì. Che ha potuto concorrere con le donne, infatti ha preso la medaglia d'oro. Ma l'altro caso di cui si è parlato di meno è quello di Valentina Petrillo. Valentina Petrillo è un velocista dei 200 metri che ha partecipato alle Paralimpiadi, ma con la sua partecipazione, è un maschio, questa Valentina Petrillo in realtà è biologicamente maschio, ha fatto sì che una atleta spagnola donna sia stata per pochi millesimi di secondo esclusa dalle Paralimpiadi. Allora voi pensate alla situazione: c'è una donna, l'atleta spagnola, che già ha un guaio nella vita, certo, perché è disabile, no? Sì. Partecipa non alle Olimpiadi ma alle Paralimpiadi. Non basta questa pena, deve anche subire la pena di essere esclusa perché un maschio che si pretende donna gareggia e fa un tempo migliore del suo. Allora, voi vedete... Ma qui abbiamo la matematica dimostrazione di quello che tu scrivi in premessa, no? Che il sogno dell'inclusione, che ha generato prima il politicamente e poi il follemente corretto, si capovolge di fatto quando si pratica nella realtà nel contrario, cioè in processi peraltro indesiderabili e brutti di esclusione. Non solo, ma anche di accesso a privilegi non dovuti. Cioè, vi faccio un esempio, due esempi molto terra-terra. Le competizioni elettorali. Ci sono dei sistemi elettorali in cui ci sono delle quote per le donne. Sì. Un modo che stanno usando i maschi per aggirare le quote è di proclamarsi femmina. Per cui tu hai al primo posto un maschio, al secondo posto una presunta donna che in realtà è biologicamente un maschio. Sta succedendo in Sud America Ecco, qualcuno potrebbe dirti, mi veniva l'obiezione più classica, no? Te l'avranno fatta anche in tanti, che questi processi sono tuttora limitati a casi rari, no? Non sono fenomeni di massa, sono problemi teorici, non reali. È così o non è così? Allora, su questo dipende dalle fonti che usiamo in realtà, perché dato che è un tema controverso, ci sono anche dei numeri molto ballerini, perché ovviamente non ci sono statistiche ancora sul cambiamento di genere, però si possono fare delle osservazioni, e cioè
che intanto ci sono 2 paesi importanti europei che hanno già adottato pienamente il self-id, cioè l'autoidentificazione di genere. Uno è la Spagna, che l'ha fatto 1 anno e mezzo fa, e un altro è la Germania, che l'ha fatto dal 1° novembre. Tra l'altro il 1° novembre ci sono state in tutto il mondo delle manifestazioni delle donne contro il self-id tedesco, e i grandi media non hanno dato nessuna copertura. Nessuno ne sa niente. Vero. Io ne ho parlato su un piccolissimo giornale che si chiama La Ragione, ma praticamente è stato ignorato. Quindi c'è anche questo fatto che la forza del follemente corretto è di avere i media dalla propria parte. Sono parte, i grandi media sono i grandi tutelatori del follemente corretto. Ma veniamo alla questione di quanti casi sono. Allora, intanto cominciamo a dire che ci sono questi 2 paesi in cui è passata una legge che, per farvi un esempio molto concreto, nel caso tedesco permette ai ragazzi di più di 16 anni, quindi minorenni ma oltre 16 anni, di cambiare sesso senza il consenso dei genitori, e consente addirittura ai genitori di proclamare alla nascita qual è il sesso del figlio. Quindi ci sono già delle aberrazioni in corso, ma al di là di questo, del fatto che questa follia ha forza di legge, ci sono anche dei numeri. Ci sono per esempio delle stime che dicono che le atlete escluse dall'ingresso dei transgender dentro le gare femminili siano circa 800. In Spagna qualcuno ha calcolato, io non so l'affidabilità di questi calcoli, però riferisco che qualcuno ha calcolato che ci sono 400 norme di tutela delle donne che a questo punto sarebbero a disposizione dei maschi che si autoproclamano donne. Vi faccio un esempio concreto: in Italia le donne hanno una possibilità di andare in pensione prima, c'è l'opzione donna, tutta la legislazione, poi ci sono gli incentivi, no, per le assunzioni, cioè le donne hanno conquistato tutta una serie di privilegi che hanno una loro giustificazione, perché sono a compensazione di svantaggi che ci sono sempre stati nel passato e anche di differenze biologiche. Cioè è logico che una donna non vada in guerra o non faccia determinati lavori. Allora tutti questi prerogative delle donne sono in forse nel momento in cui passa il self-id, e in Spagna hanno contato che siano 400. Quindi faremo il bilancio fra 2 o 3 anni, però quando ho iniziato a occuparmene, anch'io pensavo che era un fenomeno abbastanza minoritario. Quando poi ho scoperto quante sono le atlete, quanti sono i privilegi femminili, eccetera, comincio a pensare che potenzialmente sia un fenomeno di massa. E qui facciamo un salto proprio alla conclusione del tuo libro, dove ti poni la domanda: questo percorso è inarrestabile o avrà uno stop? Però ci arriviamo, se sei d'accordo, dopo, più tardi, no? Perché io vorrei... perché questo è un altro punto importante, è un altro spunto di riflessione molto interessante che ci dai nel tuo libro, professore. La prima parte del libro, dicevo, è una serie gustosissima, perché tu metti in fila con una dovizia di particolari, una pluralità di esempi tali da soddisfare tutte le curiosità, gli esempi appunto di follemente corretto in azione. Posso dirti una cosa, Giulio? Io questo libro lo consiglio sempre in questa chiave, di leggere un episodio per volta, uno ogni sera prima di addormentarsi, perché si va... Sono 3-4 pagine. Sì, sono 3-4 pagine, però talmente assurde che uno non può che addormentarsi abbastanza allegro. No, ma veramente, perché allora, e questo è un altro punto, no, che tu noti, perché è cambiato anche il senso del ridicolo, perché alcune di queste cose fino a
15-20 anni fa ci avrebbero semplicemente fatto ridere o le avremmo considerate demenziali. E invece, come tu ci hai appena spiegato, non sono più tanto ridicole o demenziali, entrano nella legislazione, nella politica, nella realtà, come vedremo anche nell'economia. Però voglio fare qualche esempio velocissimo, perché non voglio togliere il piacere di addormentarsi sorridendo, come dicevi, professore, a chi leggerà il libro, no? Nella prima parte ci sono esempi come appunto le parole cieco e nano di cui parlavi, i pronomi di cui abbiamo parlato, ma ad esempio io non so quante persone sappiano che Lufthansa e altre compagnie aeree hanno abolito la cordiale formula di benvenuto a bordo signore e signori, perché signore e signori non rispetta l'identità di genere di tutte le persone, no? Il jack Perché maschio, ci sono i fluidi e certo. ci sono quelli in transizione. Il jack maschio e i queer. Appunto, il jack maschio e il jack femmina era un oggetto di discussione negli Stati Uniti in particolare, ma non solo, già da tempo, perché queste definizioni non sono corrette, non vanno bene. E il jack è un attrezzo comune, noi che facciamo radio lo usiamo tutti i giorni, no? Ci sono anche i cosiddetti trigger warning, cioè gli avvisi, attenzione che tu stai leggendo la Divina Commedia che può urtare la tua suscettibilità. Attenzione che stai guardando un quadro di Gauguin che può darti fastidio o un film e via dicendo. Ma persino gli Aristogatti, persino i cartoni animati hanno gli avvertimenti. Sì, esatto. La parola donna non ne parliamo perché sembrerebbe una parola molto semplice, semplicissima, e invece anche lì bisogna stare molto attenti a quando la si usa, come la si usa, per i motivi che dicevi prima, fino ad arrivare alla statua Dal latte materno veniamo, di una donna, di una femminista, anzi vera Homo Deo, che è diventata oggetto di una censura in quel di Milano, da dove stiamo parlando. Non si sapeva dove collocarla perché raffigurava una madre che allattava al seno una figlia, sua figlia. Per esempio, un'altra cosa che mi ha colpito tra questi esempi pratici, quello che è capitato al dottor Salvatore Rossi, il quale lavora sempre a Milano in una grande banca d'affari internazionale, e a un certo punto gli viene proposto di fare un corso e lui dice: interessante sta roba, un corso per appunto conformarsi al rispetto nelle espressioni, nelle parole, insomma al politicamente / follemente corretto. Poi lui si accorge che questo corso non è per tutti, è riservato ai maschi bianchi come lui, e a un certo punto serve anche per fare carriera il punteggio che si viene dato in base a questo corso. Maschi no? bianchi eterosessuali. Eterosessuali, scusami, stavo a mia volta commettendo un grave errore. Le Olimpiadi di Parigi diciamo quella parodia dell'Ultima cena di Leonardo da Vinci che ha fatto tanto discutere, però tu noti con l'Islam non si può scherzare. Il caso del nuovo Galateo e ancora un'altra cosa molto, poi lascio il resto al piacere di chi leggerà, però per esempio anche lo shampoo per capelli normali non va mica troppo bene, no? è un'altra cosa che mi ha molto colpito. Poi l'hanno tolto dalle farmacie, era così comodo, io mi compravo il mio shampoo per capelli normali, adesso devo decidere se sono Chespis o la Porpora, ma non c'è più quello shampoo lì. No, tra l'altro tu citi una ricerca di mercato di Unilever, non roba da poco, che dice che la definizione di shampoo per capelli normali genera sospetto in un bel 70% di intervistati. Comunque fa arricciare il naso, quindi vuol dire che il follemente corretto attecchisce come, no? Sì. Oppure, altra cosa, noi sappiamo che essere grassi non fa bene alla salute, già dire grassi non è non è follemente corretto, diciamo. Però ci sono addirittura medici che per normalizzare questa categoria dei grassi dicono che se tu sei grasso stai meglio di salute, no? Ci sono ricerche di questo tipo. Allora, abbiamo una quantità di esempi che poi ci portano alla seconda parte del libro, dove si riflette criticamente su questa questione. C'è anche un altro capitolo molto interessante che è la parabola di Stonewall, no? La più grande organizzazione LGBTQI+, eccetera, d'Europa, che a un certo punto distribuiva le pagelle di correttezza. A proposito, diciamo come l'acronimo completo, perché è come l'IBAN, bisogna impararlo. Esatto. Allora, LGBTQIA PK, cioè ci sono anche i pansessuali e i kinky, cioè perversioni sessuali, cioè anche quella minoranza lì. I kinky sono quelli che fanno cose strane, diciamo, e che vanno tutelati pure loro.
diciamo. E quindi, ecco, quella parabola di Stonewall la leggerete e ne trarrete delle conclusioni, perché sostanzialmente è una organizzazione che distribuiva poi anche le pagelle alle grandi imprese di correttezza. La cosa ha generato qualche poi perplessità e Stonewall è andata a finire non proprio bene. Comunque, al di là di tutti questi esempi, ripeto, come diceva il professor Ricolfi, potete leggerveli con calma, sono 3-4 pagine per ciascuno di esempi di follemente corretto in azione, e poi si arriva alla riflessione, all'ultima parte del libro, no? In cui intanto è cambiato il senso del ridicolo, e questo è un dato di fatto. Poi c'è un aspetto molto interessante, qui invece ti invito a soffermarti un po' di più, professore, perché tu parti da un'affermazione classica che tutti quelli che hanno un po' studiacchiato all'università e comunicazione affini la conoscono, cioè il medium è il messaggio, la famosa affermazione di Marshall McLuhan, no? Grande massmediologo. Sì. E tu dici questa affermazione, cioè che il mezzo di comunicazione in qualche modo è il messaggio, vale anche per il follemente corretto, perché i nuovi media hanno prodotto e fatto crescere il follemente corretto. Il nuovo modo di comunicazione dei social, il mondo internet e tutte le sue declinazioni, hanno molto favorito questa crescita del follemente corretto, ma hanno anche modificato, e questo è un altro aspetto molto interessante che tu sottolinei, il nostro software mentale, no? Tu dici, specie per la generazione Z, quella che è nata con internet, e che questo software mentale con cui si ragiona, si guarda il mondo, ha, diciamo così, ha favorito l'affermarsi di determinati tratti psicologici che predispongono a recepire e a promuovere il follemente corretto. Vogliamo soffermarci un po' su questo, perché mi sembra molto interessante questa riflessione che tu fai. Ma io intanto faccio una ricostruzione di un quinquennio, dal 2005 al 2010, in cui è completamente cambiato il mondo della comunicazione dal punto di vista tecnologico, perché noi abbiamo nel 2005 YouTube, la nascita, poi nel 2006 Facebook e Twitter, poi nel 2007 l'iPhone, nel 2009 WhatsApp, nel 2010 l'iPhone 4 e Instagram. L'iPhone 4 è fondamentale perché è quello che ti permette di stare sui social, di fare le fotografie, di fare photoshopping, di fare i video, eccetera. Cioè, l'iPhone 4 è veramente la svolta fondamentale. Allora, tutta questa tecnologia nuova ha messo tutti in comunicazione con tutti e ha permesso di esercitare quello che io chiamo il potenziale intimidatorio di ciascuno di noi. Sì. Cioè noi siamo, attraverso i social, in grado di rovinare chiunque, la reputazione di chiunque, con una campagna di denigrazione per una frase detta o un'immagine condivisa che può anche essere storta. E quindi abbiamo messo la gente in un strano stato mentale, cioè da un lato di avere un enorme potenziale intimidatorio e quindi la tentazione di utilizzarlo, no? Gli indignati questo fanno, utilizzano il potenziale. Tu li chiami anche i vigilantes. Esatto, io li chiamo i vigilantes questi, ma nello stesso tempo la persona che sa di avere questo enorme potere sa anche di essere a rischio, cioè di poter diventare vittima di una campagna, perché c'è sempre uno più indignato di lui che si offende più di lui. Quindi noi siamo entrati in una bolla mentale nella quale siamo al tempo stesso impauriti e aggressivi e continuamente sottoposti al giudizio degli altri. Allora questo non può che determinare, soprattutto nelle giovani generazioni, uno stato di ansia che è documentato da un altro libro che io vorrei consigliare a tutti, il libro di Jonathan Haidt, La generazione ansiosa, che è un best seller negli Stati Uniti e anche in Italia da qualche mese, che spiega come in tutto il mondo per cui si hanno delle statistiche, cioè in tutti i paesi per cui abbiamo delle statistiche, qualche anno dopo l'arrivo dell'iPhone 4, le curve
le serie storiche dell'ansia, della depressione, dei disturbi alimentari, dell'ideazione suicidaria, cioè la gente che pensa di ammazzarsi, Sì. hanno svoltato, e in particolare hanno svoltato quelle delle donne, perché una grossa differenza fra ragazze e ragazzi è che le ragazze sono molto presenti sui social. I ragazzi soprattutto fanno videogiochi e accedono alla pornografia, quindi stanno in modo un po' diverso su internet, però tutti, e in particolare le donne, stanno peggio, cioè hanno dei problemi di salute mentale crescenti che erano già stati denunciati 10-15 anni fa dagli studiosi, ma che non avevano ottenuto nessun ascolto, perché gli studiosi cosa dicevano 10-15 anni fa? Dicevano che c'erano dei danni cognitivi, cioè che stare tutto il giorno con il cellulare, stare sui social, l'eccesso di interazioni faceva dei danni cognitivi, cioè diventavi un ragazzo o una ragazza meno in grado di, ad esempio, di studiare, di assimilare, eccetera. Finché la denuncia riguardava i danni cognitivi, nessuno si è mosso. I genitori in realtà al giorno d'oggi sono preoccupati della serenità dei propri figli, non delle prestazioni cognitive. Quando però è arrivato l'iPhone e questo professore americano, Haidt, e la sua collega Twenge hanno dimostrato che i danni non erano solo cognitivi, ma erano psicologici, cioè di salute mentale, di equilibrio psichico, alla fine era un intaccare la felicità dei ragazzi. Allora c'è stata la sveglia e diciamo dal 2017, quando è uscito Interconnessi della Twenge, a oggi, quando è uscito questo libro di Haidt, La generazione ansiosa, abbiamo una grandissima attenzione ai problemi generati dalla rete. E abbiamo addirittura delle leggi, ci sono dei paesi che stanno introducendo delle leggi per limitare dopo prima dei 14, prima dei 16 anni la presenza sui social. Quindi tornando al libro, quello che io sostengo è che la caratteristica del follemente corretto non è tanto definibile sul piano statico, sul piano logico. La caratteristica fondamentale del follemente corretto è la sua modalità di propagazione, cioè che noi abbiamo un potenziale intimidatorio in ciascuno di noi che si muove senza limiti, perché la rete non ha limiti. E poi ci sentiamo insicuri e nello stesso tempo vittime. Ci sentiamo vittime, insicuri, ma ci sentiamo anche potenziali giustizieri certo. quando assumiamo il ruolo di vigilante. Siccome sono insicuro e mi sento vittima, se mi danno una pistola in mano sparo, e la pistola, diciamo, esatto, metaforicamente parlando, no? Per fortuna metaforicamente parlando. Certo, professore, io salto a becco perché il tuo libro, in realtà però c'è un filo conduttore che è la riflessione intorno a questa espansione del follemente corretto. Saltabecco, dicevo, da un argomento all'altro, ma tutti sono legati tra loro e chi legge il libro se ne renderà conto facilmente, perché tra l'altro si legge in maniera molto, molto, molto facile, mi viene da dire, ma non perché sia, diciamo, l'argomento raccontato in maniera semplificata, tutt'altro, si legge molto facile perché tu spieghi molto bene i meccanismi e le dinamiche nella seconda parte del libro su cui adesso ci stiamo soffermando. Butto là tre cose. Chi sono i ribelli al follemente corretto che tu citi nel libro, che sono anche un po', diciamo, gli esclusi di cui parlavamo prima in larga parte, no? E che cosa accomuna il politicamente e il follemente corretto al comunismo, cioè alla sinistra storica? Dall'altra parte però tu fai un'altra annotazione che mi ha molto stimolato e che condivido integralmente, che la destra politica con i suoi giornali, le sue TV, che proclamano e a volte dicono e fanno e combattono contro il follemente corretto, in realtà rendono più difficili ai ribelli al follemente corretto di fermare la corsa del follemente corretto stesso. Cioè, se la lotta contro il follemente corretto è quella che fa certa destra e diciamo le sue TV e i suoi mezzi di comunicazione, siamo fritti, diciamo così, perché non facciamo altro che favorire la corsa del follemente corretto, no?
Sì, guarda, il tema dei ribelli l'ho appena accennato, perché questo libro voleva anche essere breve nella sua parte saggistica, però è un tema che a cui tengo molto. Io ho fatto questo esercizio, ho provato a vedere tra diciamo, le persone di sinistra in vista, quindi intellettuali veri e propri, ma anche scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. Ho provato a vedere quanti avevano preso una posizione contro il follemente corretto e non sono riuscito ad arrivare a 20, ne ho contati 15 o 16, che alcuni in modo sistematico, ma quasi tutti in modo episodico, avevano detto qualcosa contro il follemente corretto. Ora, se voi tenete conto che le persone in vista di questo tipo che stanno nella comunicazione sono nell'ordine di almeno 2000 in Italia, vuol dire che 20 su 2000 è l'1%, vuol dire che gli altri 99 se ne sono stati ben zitti. Uno potrebbe dire, vabbè, sono stati zitti perché sono d'accordo. No, non è così. Il problema è che in privato tutti mi danno ragione, o molti mi danno ragione, ma in pubblico pochi hanno il coraggio di prendere posizione, perché se tu prendi posizione nettamente sul follemente corretto, scattano meccanismi di stigmatizzazione, esclusione, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa che voglio dire è: siamo pochissimi a combattere contro il follemente corretto. Tu mi dicevi il rapporto con il comunismo, ma è molto complicato in realtà questo rapporto, perché è vero che il follemente corretto è un'ideologia sostenuta dalla sinistra, però fino a un certo punto non da tutta la sinistra, perché la sinistra estrema, i marxisti, le donne marxiste soprattutto, sono contrarissime al follemente corretto. Per fare dei nomi molto noti, un personaggio come Marco Rizzo è contrario, un personaggio come Diego Fusaro, tutta gente di sinistra, è contrario. Ma in Germania anche Sarah Wagenknecht. La Wagenknecht è contrarissima, ma lì parliamo di una persona di una statura politica e intellettuale superiore, cioè lì è una grande leader di sinistra, tra l'altro lei viene dalla Linke, è stata la moglie di Oscar Lafontaine, che è il fondatore della Linke, quindi è una persona sicuramente di sinistra, che però ha preso una posizione ostile al follemente corretto e molto invece sensibile alle istanze delle forze che combattono l'immigrazione irregolare. Cioè i due capisaldi della Wagenknecht, 2 o 3 capisaldi sono quelli lì, cioè l'immigrazione irregolare va fermata, il follemente corretto è appunto una follia e anche la guerra in Ucraina non è stata un'idea particolarmente geniale. Però tu dici allora, il follemente corretto ha qualcosa a che fare col comunismo perché i fini dichiarati sono nobili come lo erano quelli del comunismo, quindi diventa difficile sottrarsi a questo ricatto, no? Tra virgolette ricatto. Questo è l'elemento comune, però c'è un però grandissimo, cioè i comunisti e i loro eredi fino a un certo punto, cioè grosso modo fino a metà degli anni 90, avevano un programma di sinistra, cioè parlavano essenzialmente di salari operari che erano troppo bassi e parlavano di stato sociale, di welfare, la sanità, la scuola, cioè avevano teorizzavano il primato dei diritti sociali sui diritti civili. Poi a un certo punto è cambiato tutto, la sinistra ha cominciato a occuparsi solo di diritti civili ed è diventata la paladina di 2 categorie sole, cioè gli immigrati e le minoranze sessuali. Mentre un tempo al centro della politica della sinistra c'erano gli operai e le donne. È molto diverso difendere gli operai e le donne oppure le minoranze sessuali e i migranti, anche perché come base sociale è molto più ristretta. Quindi
il rapporto con il comunismo è complicato. Ecco, e tra l'altro, professore, qui introduco un altro aspetto, è anche molto più economico, tra virgolette, cioè costa molto meno, diciamo, no? Questo è il punto. Questo hai toccato il punto giusto. Cioè, la ragione di fondo per cui la sinistra a un certo punto ha cominciato a occuparsi di diritti civili e non di diritti sociali è il costo. Perché pensiamo al dibattito che si fa adesso sulla sanità. Ma certo che è una bellissima idea quella di rafforzare la sanità, la scuola, gli asili nido, ma ha un costo spaventoso. Mentre invece occuparsi, quindi se tu dici io voglio mettere 10 miliardi in più sulla sanità, devi trovare questi soldi. E allora o scassi i conti pubblici con il deficit, oppure vai a tagliare altri servizi, non è che ci sono tanti altri mezzi. Quindi una sinistra che si occupasse di diritti sociali sarebbe costretta ad assumere un atteggiamento di responsabilità che non è in grado di assumere. Lo può fare finché è all'opposizione, ma nel momento in cui andasse al governo avrebbe dei problemi enormi. Se invece una qualsiasi forza politica, in questo caso la sinistra, si occupa delle minoranze sessuali e degli immigrati, i costi sono ridicoli sul piano forse, macroeconomico. professore, più che degli immigrati, proprio dei migranti, cioè di coloro che tentano, cercano o arrivano in Italia, perché quelli che sono qui e che lavorano, che sono super sfruttati a volte, quelli diventano già personaggi più difficili da maneggiare, perché più costosi. Cioè, fare una lotta per chi lavora ed è ipersfruttato, e non di rado è un immigrato, no? Ma è qui regolarmente, lavora, è un lavoratore, diciamo, più difficile da trattare che non un migrante teorico o pratico. Finché infatti, una delle cose che io denuncio, soprattutto in libri precedenti, ma anche in questo, è che noi abbiamo in Italia una infrastruttura paraschiavistica, io la chiamo così, cioè 3 milioni e mezzo di persone che vivono in condizioni piuttosto simili a quelle degli schiavi, in alcuni casi letteralmente uguali a quelle degli schiavi, penso alla raccolta del pomodoro, soprattutto nel mezzogiorno, ma anche in alcune regioni del nord. E di questa infrastruttura paraschiavistica la sinistra non si occupa assolutamente, i sindacati non ci vanno. Rimozione totale, no? E questo vale anche per le grandi imprese, questo aspetto economico, no? Perché per le grandi imprese, come tu scrivi, è molto più facile adeguarsi a certi dettami così formali che costano poco che non migliorare il prodotto, per esempio. Sì. Allora, certamente il follemente corretto è uno specchietto per le allodole, nel senso che le imprese dicono guardate come sono bravo, partecipo al Gay Pride o faccio una pubblicità a progresso per cui magari io pubblicizzo un detersivo e faccio vedere il maschio in cucina con la donna che arriva come se arrivasse dal lavoro. Allora ci sono tutta una serie di strumenti a basso costo che permettono di alzare il prestigio di un'impresa in termini di follemente corretto e che sostituiscono misure più costose. Il caso di Lufthansa è chiarissimo, no? Se Lufthansa avesse voluto allargare i sedili, abbreviare le code, tenere i prezzi a un livello più accettabile, avrebbe avuto dei costi enormi. Invece obbligare il comandante a non dire signore e signori a costo zero, e così in tantissimi altri casi. Pensate all'industria del suono, proibire di dire Jack maschio e Jack femmina, obbligare a dire spinotto e presa, costa zero. Ti permette di fare molta reclame, molta pubblicità a te stessa, ma aumentare, dare le mense aziendali o gli asili nido aziendali o salari più decenti ai dipendenti dell'industria del suono ha dei costi molto enormi. Quindi c'è una ragione economica per cui la sinistra
ha finito di occuparsi di diritti civili. Che è ha smesso di speculare agli occuparsi di effetti diritti sociali. sull'agenda politica, no? È speculare a quella questione che dicevamo prima, che politicamente è meno costoso che la mia agenda diventi woke o follemente corretta che non che faccia riferimento ai diritti sociali Sì, e veri. permette e anche via di dicendo. coltivare il mio senso di superiorità Certo. morale, che poi è la cosa che io denuncio da 20 anni, purtroppo Esatto. nella sinistra. E lì c'è una linea di continuità impressionante, no? Perché questo è un altro strumento che consolida quel senso di superiorità etica che non porta però a grandi frutti. Però vedremo che la conclusione del tuo libro è molto interessante. Allora, siccome mancano veramente pochi minuti, io vorrei adesso citare proprio a volo rapido alcuni temi che tu affronti a beneficio di chi ci ascolta e leggerà il libro, ma soffermarmi a questo punto su un argomento, un paio di argomenti finali. Allora, tu spieghi nella seconda parte del libro in maniera molto chiara e efficace come il follemente corretto sia un progetto totale. Il lettore scoprirà cosa vuol dire. Qual è il lato economico o di profitto del follemente corretto, ne accennavamo adesso, e poi gustatevi anche il capitolo sulla definizione su queste definizioni, no? Il legame tra il follemente corretto e le vestali della neolingua, le lobby del bene e le guardie rosse della diversità o diversity, oltre che i vigilantes che siamo un po' tutti noi di cui si parlava prima. Spieghi altrettanto chiaramente quali sono le falle del follemente corretto, perché ci sono anche dei punti di inceppo di questo meccanismo, no? E qui arriviamo poi alla conclusione. C'è un'altra riflessione molto interessante che tu fai, perché il follemente corretto si basa sull'inclusione, no? E tu noti, sempre parlando di politica e di sinistra, che per la sinistra è stato un disastro il momento in cui si è iniziato a sostituire l'ideale dell'eguaglianza con quello dell'inclusione, il che significa il passaggio da quella dimensione realistica, marxista, tra virgolette, in senso buono, a quella dimensione, diciamo così, che ha condotto poi al follemente corretto, alla superiorità etica, alle grandi battaglie a buon mercato, diciamo così, e a scapito dei ceti popolari e dei lavoratori e delle donne. Un altro punto molto interessante. C'è tutta Questo era un'analisi. nel 1995 la svolta, fu un dibattito tra Bobbio e Pizzorno. Esatto, ed tu 30 anni fa. lo ricostruisci in maniera molto chiara, molto efficace anche per tutti coloro che leggono il libro. Poi c'è la questione dei conflitti che il follemente corretto appunto genera all'interno del campo progressista. E poi la conclusione. La conclusione è un'apertura, è una domanda. Allora, in conclusione anche della nostra conversazione, professore, tu scrivi alla fine del libro che alla fine, insomma, allontanarsi dall'ascolto della realtà, dei ceti popolari, dei problemi reali, per inclinare, diciamo così, alle questioni appunto che sono quelle tipiche del follemente corretto, magari non è una strada obbligata. Tu citi esplicitamente anche Elly Schlein, la segretaria del PD, che si è riproposta proprio questo, cioè di ascoltare le istanze reali, le istanze dei ceti popolari, di dare attenzione alle questioni veramente pragmatiche, no? Questo consentirà al follemente corretto di uscire dall'agenda della sinistra, punto di domanda, con beneficio per tutti, tra l'altro, no? Perché non è solo una questione di sinistra. Questa domanda rimane in sospeso, però io te la faccio lo stesso. Tu come la vedi, professore? Ma guarda, io alla fine del libro in sostanza dico questo: ci sono due ragioni per cui il follemente corretto potrebbe anche rientrare più o meno lentamente. Uno, che è illogico, l'hai ricordato tu, c'è tutta una serie di falle, ma l'altra è che è fortemente autolesionistico per la sinistra. Cioè, l'abbiamo visto nel libro, io accenno alla vittoria di Trump del 2016. Sì. E accenno anche alla possibile vittoria di Trump nelle elezioni attuali, perché il libro è uscito poco prima delle elezioni, quindi io non sapevo come andava a finire, però nel libro ventilo la possibilità che Trump ce la faccia proprio grazie al follemente corretto, e in effetti è andata così, per cui il mio dubbio è la Schlein e il suo gruppo dirigente sono sufficientemente lucidi da capire che è controproducente insistere sul follemente corretto, oppure non sono abbastanza intelligenti e anche disincantati da farlo? Ecco, questo io non lo so, però noto
ad esempio, che quando si parla delle 5 obiettivi della Schlein, i diritti sono messi all'ultimo posto, cosa che forse prima di diventare segretario del PD non avrebbe fatto. Sì. Però temo, perché io sono di sinistra, vengo da lì, non sono particolarmente lieto di questa evoluzione della sinistra, ma spero che la sinistra cambi. Dicevo, quello che io temo è che non avranno il coraggio di cambiare, perché la prima volta che hanno provato a cambiare con Renzi è successo il finimondo. Adesso non sarà tanto difficile mettere la sordina alle rivendicazioni delle minoranze sessuali, ma sugli immigrati sì. Cioè sugli immigrati la sinistra si gioca la propria identità, perché in tutti questi anni ha fatto della difesa dei migranti, regolari o irregolari che fossero, un punto fondamentale. Allora su questo paradossalmente hanno più probabilità di portare una revisione del punto di vista i 5 Stelle, che sono sempre stati tiepidi, che non il PD, che invece è fissato su questa questione, perché è vero che il PD non ha mai detto accogliamoli tutti, questo bisogna riconoscerlo, non l'hanno mai detto, però tutte le volte che si cerca di rimandare indietro qualcuno si mettono per traverso, quindi c'è una posizione di fatto che confligge con quella teorica, e quindi alla fine io tutto sommato sono pessimista. Ecco, penso che abbiano capito il problema in molti, ma non avranno il coraggio di cambiare se stessi fino in fondo, perché la loro identità ne sarebbe compromessa. Ci lasciamo su questa considerazione. Io ringrazio il professor Luca Ricolfi, ricordo il suo libro di cui abbiamo parlato, Il follemente corretto, l'inclusione che esclude e l'ascesa della nuova elite, casa editrice La nave di Teseo. Mi permetto una battuta finale, proprio siamo già oltre. La battuta finale è questa: il tuo libro si conclude, la tua considerazione l'hai appena fatta, e quindi io vado in linea retta verso quella figura di Sarah Wagenknecht. Se ci fosse una Wagenknecht anche da noi sarebbe bene, per la sinistra, per la destra e per tutti, mi viene da dire, perché ci ricondurrebbe, con te. Guarda, ci ricondurrebbe a un senso di realtà che sarebbe una benedizione per il nostro dibattito civile, politico, giornalistico, intellettuale. Grazie al professor Luca Ricolfi. Grazie a te, grazie a voi. Avete ascoltato Auto